Da soli 3 mesi è questore di Agrigento. Mario Finocchiaro, succeduto a Giuseppe Bisogno nel settembre scorso, ha già messo la propria impronta nella gestione e guida dell'importante ufficio, come testimoniato dal brillante successo investigativo con la rocambolesca cattura di 3 rapinatori di Favara che avevano tentato l'assalto a un supermercato. E questo grazie al capillare controllo del territorio delle forze dell'ordine anche nelle ore serali e notturne. C'è stata questa rapina, sono stati immediatamente bloccati 3 rapinatori, recuperata la refurtiva e magari abbiamo anche bloccato l'attività di 3 ragazzi che poi erano pressoché incensurati, che magari se fosse andata bene la rapina di ieri potevano ulteriormente dare ulteriori fastidi. Nella conferenza stampa di fine anno il questore ha snocciolato dati e cifre sull'attività svolta nell'anno che va a concludersi, gran parte della quale è merito del suo predecessore, al quale ha dato merito del lavoro compiuto. Ho trovato una struttura che funziona bene, ben oleata e che in tutti i suoi uffici, in tutti i suoi gangli risponde bene alle esigenze di sicurezza della popolazione e della cittadinanza. Un'attività a tutto campo, quello della Polizia di Stato, impegnata in prima fila nell'emergenza sbarchi nelle 2 tragedie di Lampedusa, ma anche nei servizi di controllo del territorio con questo bilancio, eseguiti 160 arresti, 966 le persone denunciate in stato di libertà, 45.292 le persone identificate, trattati 3 rapine, un tentato omicidio, 2 rinvenimenti di cadavere, sono state 28 i furti per abitazione e 20 quelli nei negozi. Il bilancio è positivo, siamo in un momento storico, economico particolare, difficile, dove evidentemente le difficoltà economiche si ripercuotono sull'occupazione, sui redditi delle famiglie, dei singoli, possono indurre un aumento dei fatti di microcriminalità, soprattutto i reati contro il patrimonio. In effetti un leggero aumento c'è stato anche da queste parti, anche in questa provincia. Sebbene potrebbe per le difficoltà economiche che ci sono, forse magari tutto sommato non ci sono episodi rilevantissimi.